Ancora una volta la coppa verso il cielo, l'abbraccio con i tifosi e un'emozione che si rinnova e triplete senza se e senza ma. Dopo Supercoppa e Mondiale le Pantere dell'Imoco hanno azzannato anche la Coppa Italia battendo le avversarie dell'Unet a Busto Arsizio, padrone in casa altrui verrebbe da dire, vedendole all'attacco dopo un primo set di sostanziale equilibrio. A premere l'acceleratore la solita Egonu, nemmeno un fastidio al ginocchio sinistro la ferma se non per una brevissima pausa tecnica fatta di ghiaccio e massaggi. Il dominio delle Pantere non arretra nemmeno quando in campo entra l'eterna Francesca Piccinini, da poche settimane in forza proprio all'Unet. Insomma, è stata una sfida tra regine del volley, quella che ha infiammato il palazzetto di Busto. Nel complesso è stata una bella partita, abbiamo battuto bene, abbiamo murato abbastanza, perché comunque abbiamo fatto 9 muri, abbiamo tenuto le percentuali d'attacco molto alte, ci sono stati solo dei momenti in cui non spingevamo come sappiamo, però devo dire che il risultato è rotondo e quindi siamo contenti della prestazione. Entusiasti più che contenti gli oltre 300 tifosi arrivati da Conegliano, gli stessi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alle Pantere, che ora guardano con la solita fame allo scudetto. Dal triplete al poker il passo non è mai stato così breve.